Siri, che domanda devo fare? Ciao amici del Messaggero Veneto, siamo qui oggi per la prima volta alla Casa dello Studente, sede della nostra redazione di Pordenone, dove da oggi inizierà Detto fra noi, che è una serie di episodi in cui vi presenteremo dei personaggi della nostra provincia. Oggi abbiamo qui con noi Matteo Giordano, che salutiamo, è un docente formatore facente parte al MEC, al Media Educazione e Comunità, che si occupa principalmente dell'educazione digitale. Inoltre si occupa di percorsi formativi per ragazzi e bambini di ogni ordine e grado, nonché anche per genitori e insegnanti. Oggi con Matteo vogliamo parlare di temi cari e vicini ai giovani, per esempio di musica, videogames, di tutto quello che insomma consiste e che si può trovare nel web. La prima domanda che ci è venuta in mente di porgere a lui è quella relativa alla musica di oggi. Si parla tanto di trap e di personaggi molto criticati dai media, ma anche apprezzati da bambini e giovani, e quindi la prima domanda che vorremmo porgere a lui è proprio quella di quanta influenza hanno le varie correnti musicali di adesso nell'educazione di noi ragazzi. Intanto grazie dell'invito e un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando. La musica ha sempre avuto un impatto fondamentale nel mondo giovanile, no? Quando ero ragazzo io succedeva esattamente la stessa identica cosa, si ascoltava musica e la musica che ci piaceva, in qualche modo si sognava quello che la musica ci proponeva. La difficoltà che io noto oggi nei generi musicali che sono presenti, tu giustamente citavi Luca la trap, è il contenuto che è presente dentro la musica, no? Ma non per un discorso, come dire così, di fare i bacchettoni e censurare un certo tipo di musica piuttosto che un'altra, ma ovviamente la rete amplifica e velocizza molto quelli che sono contenuti che vengono veicolati, quindi oggi tu ti puoi trovare un bambino anche molto piccolo che ascolta Sfera Ebbasta, che ascolta Capo Plaza, che ascolta altre cose. Il suo cervello non ha la capacità di dare significato a quello che ascolta, mentre il tuo cervello sì, perché chiaramente è già un altro tipo di età, o quello di amici o quello degli altri ragazzi che ci stanno ascoltando. Il cervello dei bambini non ha la capacità di dare significato a quello che ascolta, quindi improvvisamente loro si trovano proiettati in un mondo fatto di contenuti che riguardano droga, soldi, donne e quant'altro, ma senza comprendere fino in fondo il senso di quello che stanno guardando, che stanno ascoltando. Quindi che la musica abbia sempre avuto un ruolo centrale nella vita dei ragazzi e dei giovani, questo credo che non sia assolutamente una novità. Bisogna capire quali sono i contenuti che vengono veicolati e su questo io credo che noi adulti abbiamo delle responsabilità, dobbiamo stare attenti soprattutto con i più piccoli, cercare di proteggerli un pochino da alcune cose e cercare di sviluppare in loro un senso critico rispetto a quello che ascoltano. Non tutto quello che ascolti va bene, o comunque ti devi fare delle domande, ti devi chiedere che cosa sto ascoltando, che cosa mi sta arrivando, che messaggio è questo, perché ce l'hanno tanto con le donne, perché ce l'hanno tanto con gli omosessuali, perché, e cominciare a fare dei ragionamenti. Se poi tutto sommato questo ti va bene e ti sta bene, sei liberissimo di ascoltarlo. Io comunque, per quella che è la mia esperienza professionale, per il mio accompagnamento delle famiglie, vedo che più delle volte c'è un'inconsapevolezza da parte dei genitori rispetto a quello che i propri figli molto piccoli ascoltano, e quindi alzare un pochino il senso critico sia degli adulti che dei ragazzi credo sia fondamentale rispetto a questo tema. E un po' in parallelo ci sono anche i videogiochi che in quest'ultimo decennio sempre più stanno prendendo piede. Quanto influenzano le scelte dei bambini, dei ragazzi? E come? Tantissimo, perché allora, i videogiochi esistono ormai da diversi decenni, nessuno è qui a demonizzare i videogiochi. Videogiocare è bello, questa è una cosa importante da dire. Il problema, secondo me, dal mio punto di vista, è che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, si sono sviluppati videogiochi anche particolarmente violenti, che hanno dei target di età che superano i 18 anni, ma che sono ampiamente giocati anche sotto i 10 anni. E qui vale esattamente lo stesso identico discorso che facevo per la musica, cioè un bambino di 10 anni non può capire
il contenuto di quel videogioco fino in fondo, pensa di capirlo appunto come un gioco, ma in realtà lì dentro si stanno svolgendo scene di tutt'altro genere. C'è da dire una cosa, che qualsiasi videogioco, che sia Candy Crush, quindi il gioco più semplice del mondo, piuttosto che quasi più semplice piuttosto, ma insomma qualsiasi videogioco di fatto è costruito per creare dipendenza in chi lo gioca. Non c'è dietro molto altro, no? Nel senso sì, c'è il senso di divertimento, ma fondamentalmente la dipendenza garantisce a chi produce il videogioco che i videogiocatori ci continuino a giocare e comprino poi le versioni successive. Quindi è normale che i videogiochi di oggi destino particolare interesse, particolare, come dire, attenzione, proprio perché i contenuti che sono presenti dentro questo videogioco, parlo di Fortnite per dirne uno che negli ultimi 2 anni ha fatto il disastro, sta facendo il disastro in termini di iscrizioni, sì, in termini di iscrizioni, in termini di giocatori, no? Teniamo presente che questo è un gioco che nasce come gioco gratuito, però è uno dei giochi che produce più fatturato nel mondo dei videogames. Questo perché sono talmente capaci di agganciare il cervello dei giocatori che poi piano piano li portano dentro le loro rete e li fanno shoppare, come si dice, tutta una serie di accessori e di altre cose. Quindi è chiaro che i videogiochi hanno un grandissimo potere dal punto di vista del cosiddetto brain hacking, no? Quindi dell'aggancio del cervello, e anche qui ci vuole una vigilanza da parte dei genitori, ci vogliono regole precise, tempi, ok? Va bene videogiocare però nei tempi giusti e giocando ai videogiochi adatti all'età dei ragazzi. Abbiamo parlato di videogiochi, della musica, del trap, no? Che affronta temi come la droga, l'alcol, il sesso, che in età adolescenziale riveste un ruolo importantissimo. Sì. Perché dagli 11-12 anni in su poi iniziano tutte quelle che sono le varie esperienze per conoscere sempre più se stessi e gli altri. Certo. Però ecco, anche qui i genitori come possono controllare ciò che vogliono vedere i figli, o meglio, cosa è meglio per i bambini guardare e studiare per conoscere se stessi o l'altro. Il sesso è stato distorto nel web. Assolutamente sì. Questo a cosa può portare? Cioè, più che il sesso è stato distorto nel web, ovviamente il web dà ampio spazio alla pornografia, e la pornografia è una distorsione del sesso da un certo punto di vista, o meglio, per così dire, del sesso inteso in modo sano, cioè quel sesso che alla base ha un rapporto di affetto e di amore tra due persone. Anche qui il problema è legato all'incapacità del bambino di dare significato a quello che vede. Se il bambino arriva su un sito pornografico e vede semplicemente delle immagini di un certo tipo, può confondere quello che sta vedendo con un rapporto d'amore tra un uomo e una donna. In realtà quello che sta vedendo è una totale finzione rispetto al discorso che stiamo facendo. Su questo io trovo che sia fondamentale che i bambini, in primis, perché poi giustamente tu dicevi l'approccio per esempio al sesso online, alla pornografia online è sempre più precoce, perché i bambini hanno accesso sempre prima a queste piattaforme, non ci sono grossi filtri perché basta dichiarare ho quell'età e vado dentro e posso vedere di tutto e di più. Su questo credo sia fondamentale che le famiglie non abdichino al loro ruolo di educatori anche per quanto riguarda l'affettività e la sessualità, anzi soprattutto per quanto riguarda l'affettività e la sessualità, proprio perché poi i bambini, quando cominciano a scollinare, a diventare preadolescenti e adolescenti, abbiano già un loro bagaglio di informazioni e quindi non si facciano un'autoeducazione sessuale o affettiva online. Io negli ultimi anni sono stato chiamato in scuole elementari per questo problema, cioè bambini di quarta elementare, quinta elementare che andavano su YouPorn, andavano su siti assolutamente non adatti alla loro età. Un bambino di quell'età, nel momento in cui si trova davanti a quelle immagini, non può capire quello che sta vedendo, non lo può capire per un fattore proprio cerebrale, non ci arriva, e quindi rischia di confondere quello che vede con qualcos'altro. Il problema dal mio punto di vista, non soltanto dal mio ma anche di psicologi e di altri miei colleghi, è quello che se si confonde questo
questo problema, cioè in questa visione, non si fa diventare un problema, non si mescola magari a un genere musicale che canta esattamente quelle cose, lo si mette insieme magari a un videogame dove io posso anche fare esperienze di quel tipo, il rischio è che nella testa di un bambino molto piccolo si strutturino delle idee completamente sbagliate rispetto al rapporto tra uomo e donna. E questo ovviamente va evitato, e va evitato principalmente dal punto di vista con l'educazione da parte delle famiglie, cioè le famiglie non possono delegare alla scuola questa cosa, anche se in molte scuole meritoriamente vengono fatti questi percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità, ma prima di tutto ci sono i genitori, questo è fondamentale. Quindi abbiamo visto che un po' il ruolo del genitore è cambiato rispetto a magari 20-30 anni fa, proprio perché i mezzi di comunicazione e le continue sollecitazioni che questi ragazzi hanno è cambiato. Un po' quindi come possono essere onnipresenti i genitori, come fanno adesso con tutti gli stimoli che ci sono, come fanno i genitori ad esserci? Alice, non possono essere onnipresenti perché non possiamo farlo, ovviamente tutti noi abbiamo una vita particolarmente veloce, particolarmente strutturata e densa di attività tutti i giorni. È giusto che non lo siano, anche se no... No, infatti, assolutamente. È interessante quello che diceva lei in premessa, cioè il ruolo dei genitori è profondamente cambiato. Direi che negli ultimi 20 anni è cambiato in maniera veramente sostanziale. Perché? Un po' perché insomma, chi studia questi fenomeni dice che siamo passati un po' da un'educazione normativa che era quella del genitore che ti diceva si fa così e basta, e non c'era diritto di replica, a quella che è la cosiddetta educazione affettiva, cioè in cui il genitore tende invece a dialogare molto con il figlio, ma forse anche troppo, nel senso che siamo arrivati quasi a decidere con i figli che tipo di punizione dargli per non perdere troppo la loro stima, no? Questo effettivamente da un certo punto di vista può essere assolutamente negativo. La mia generazione e le generazioni appena successive alla mia, diciamo quelli tra i 30 e i 50, quelli che oggi stanno facendo i genitori, secondo me si trovano in difficoltà un po' perché siamo figli di questo mito di essere amici dei nostri figli, e questo secondo me è un errore incredibile da fare, perché noi non dobbiamo essere amici dei nostri figli, noi dobbiamo fare i genitori. Fare i genitori è complesso, fare i genitori comporta entrare in conflitto con i nostri figli, non piace a nessuno ma è essenziale, cioè io ho avuto dei conflitti forti con i miei genitori e meno male che li ho avuti. Oggi io noto che molti genitori dicono no, io non posso entrare in conflitto con mio figlio perché poi mi mette il muso, se non gli compro l'ultimo iPhone mi mette il muso, eccetera eccetera. Abbiamo il problema di avere questo tipo di rapporto con i figli. Quindi sicuramente la tecnologia ha accelerato una serie di dinamiche, di meccanismi che non facilitano la vita dei genitori. Dall'altro gliela facilitano, voi lo sapete perché siete, girate, vedete quando siamo in una pizzeria i genitori che mettono i figli davanti agli smartphone. L'altro giorno in un centro commerciale c'erano i bambini in passeggino che giravano tutti con lo smartphone di mamma e papà, perché lo smartphone è stato in qualche modo concepito come una specie di perfetta babysitter che tiene calmi i bambini. In realtà così non è, non li tiene calmi, anzi semmai li ipnotizza, li porta un po' fuori fase, questo almeno ci dicono i neuroscienziati, e quindi lo dico sempre quando incontro i genitori, noi siamo una generazione sfortunata da questo punto di vista, noi genitori di oggi, perché non abbiamo alle spalle qualcuno che ci ha insegnato come usare questi mezzi e quindi non abbiamo delle regole che ci sono arrivate prima, ma le dobbiamo costruire adesso. Voi quando sarete genitori molto probabilmente sarete molto più bravi di noi a gestire questa parte, almeno spero, perché sennò proviamo. C'è di base, abbiamo capito, un problema, una difficoltà nell'educazione ai tempi di oggi, no? Ci può essere anche un conflitto che spesse volte si viene a creare tra un dialogo scuola-famiglia. Sì, c'è un conflitto assoluto proprio perché c'è una crisi dell'adulto a 360 gradi, la famiglia ha perso fiducia nella scuola e viceversa, Se tutti possono dire tutto, no? E tutti possono dire tutto e poi, come dire, ognuno si aspetta che l'altro faccia qualcosa abdicando al proprio ruolo. Questo effettivamente sta creando delle difficoltà, i genitori mettono in bocca su qualsiasi cosa che riguarda la scuola, vanno dei professori a dirgli che tipo di compiti devono dare ai figli, se è meglio dargli di sabato e domenica no perché devono andare a sciare, eccetera eccetera,
e dall'altra parte c'è una categoria di insegnanti che ovviamente sta facendo sempre più fatica, quindi secondo me bisogna assolutamente ritornare a un'alleanza tra scuola e famiglia e anche tra famiglia e famiglia. Bene, ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie. Grazie. Una bellissima Bocca al lupo. disponibilità. Crepi. Speriamo di riuscire a cogliere tutte queste informazioni, riuscire a metterle in pratica sempre di più e stare attenti sia noi che gli altri. E ti ringraziamo ancora. Salutiamo. Ci vediamo alla prossima puntata, al nostro prossimo episodio. Ciao ragazzi e grazie dell'ascolto. Alla prossima. Ragazzi, ci facciamo un applauso? Bravissimi, bravi.